Siamo con Andrea Barbera al ritorno della regata che ha avuto un ottimo piazzamento, un buon successo. Ecco, che effetto fa rientrare a casa dopo l'esperienza avuta? Allora, rientrare a casa è sempre piacevole, soprattutto dopo un evento del genere, quando appunto portiamo a casa un risultato così importante a livello nazionale per questo sport, per la vela, appunto per Agrigento è un risultato che accade per la prima volta. Arrivare sul secondo posto del podio in una regata nazionale dove partecipano i migliori velisti con più di 40 barche sono gran belle soddisfazioni. È stata una regata molto dura, molto sofferta per le condizioni meteo, soprattutto nella prima parte della gara. I primi 2 giorni abbiamo avuto scirocco con burrasca forza 7, con onde di 2,5 metri, 30 nodi di vento. È stata dura portarla al termine. Tutta la regata è durata più di 5 giorni e un'ora circa. Quindi capite bene che è un sacrificio e un impegno fisico e psicologico non indifferente. È una vera e propria staffetta che si fa con il proprio compagno, perché è una regata che si fa in due, quindi si fanno turni di 2 ore. Per 2 ore chi è fuori si occupa appunto della navigazione, di far correre la barca al massimo, e chi invece smonta e entra in cabina e cerca appunto di riposare, mangiare quello che riesce a mangiare e riprendere, diciamo, le energie. E così per 5 giorni. Quindi capite bene che insomma è un impegno incredibile. Abbiamo messo dietro barche molto più grandi di noi, molto più veloci, e Firstissimo era la barca più piccola della regata, quindi a maggior ragione riuscire ad arrivare al secondo posto non è stato facile, è stata una vera e propria impresa. Quante miglia avete percorso sostanzialmente? La regata dura sono 535 miglia, noi poi per percorso, per condizioni meteo, ne abbiamo percorse circa 620. Considerato che io poi ho dovuto trasferire la barca a Roma e poi riscenderla giù, ne ho percorse altre 650, quindi in 20 giorni Firstissimo ha fatto più di 1000 miglia, 1200 miglia quasi. Insomma, un bel tragitto. Una esperienza che capitalizzerai con altre iniziative, che so già che hai in cantiere altre cose? Sì, questa è soltanto la prima regata della stagione 2021 che, nonostante il Covid, fortunatamente sembra che stia ripartendo tutto il movimento della vela nazionale. Probabilmente ci sarà una regata a Trapani la prossima settimana, che è il campionato nazionale d'area organizzato dalla Lega Navale di Palermo, e poi ci sarà la Ulisse Challenge Trophy che parte da Catanzaro e arriva a Malta a luglio. A giugno ci sarà la Aeolian Cup, per la prima volta il Yacht Club di Capo d'Orlando ha organizzato questa regata a Salina, dove noi saremo presenti sicuramente, e poi a settembre c'è la Round Aeolian Race, che è una regata che appunto fa il giro delle Eolie, che abbiamo già fatto l'anno scorso, e quest'anno ci siamo già prenotati. Hai portato in alto il nome della città con gli sponsor che ti hanno permesso di portarla avanti. Assolutamente, io infatti sto cercando di creare una rete di sponsor, di aziende appunto siciliane. A bordo con me ci sono aziende di Capo d'Orlando, aziende di Marina di Ragusa, aziende di Marsala e aziende anche di Agrigento, quindi creare una rete che appunto possano credere in questa disciplina sportiva, che appunto per portare in alto il nome sia della città di Agrigento ma anche della nostra isola, la nostra Sicilia. In primis abbiamo come supporto il Club Nautico Punta Piccola, che è il club dove adesso ci troviamo, dove io sono cresciuto, dove ho iniziato a fare i primi passi, diciamo, appunto in questa disciplina sportiva della vela, che mi ha sempre supportato nelle mie avventure, nelle mie imprese, e continua a farlo sempre.